Ciao a tutti da Explosion Destruct. Oggi vi spiegherò un pochino. Scusate un secondo, Google. Stavo dicendo, oggi vi spiegherò un pochino. Cosa vi posso spiegare? Ormai, se avete visto il mio video, sapete diciamo quasi tutto. Va bene, ok. Vi spiegherò come fare un fotomontaggio sempre con il famosissimo Adobe Photoshop CS5. Innanzitutto mettete nuovo, poi mettete, anzi no, lasciate una pagina così, questa qua la chiudiamo proprio, sì, non sappiamo, ok, dopodiché su Google scrivete, ci servirebbe una persona famosa, mettiamo ok, non era questo che cercavo. Allora, ci servirebbe una persona famosa che si chiama però. No, non metterò quello che voi pensate. Devo pensare. Ma cosa potrei mettere? Davvero un dilemma. Devo pensare. Vedo giusto una cosa. Eccolo come si chiamava. Asce. Eccolo finalmente. Allora, ora ci servirebbe una cosa. Ecco, non questo. No. Questa potrebbe andare benissimo. Dopodiché la salvate con il nome sul desktop. Ok, non è trasparente. Bene, innanzitutto vorrei sapere dove ho salvato. Vorrei davvero saperlo. Non dolore. Asce, se mi preme. Ok, ora andiamo sul desktop. Eccola qui la nostra foto. Facciamo apri con Photoshop. Ok, ecco la foto. Dopodiché duplichiamo di nuovo. Alla copia, ci eliminiamo il livello. Ora andiamo. Ora inizia il bello. Bene, questa foto è davvero facile, farlo in trasparente, quindi. Però ci vuole molta abilità. Vedete, ecco. Dovete cercare per fare in trasparente dovete fare prima il contorno. Prima il contorno di quello della persona o dell'oggetto. Ecco fatto, fare il trasparente. Poi iniziate ingrandiamo per pulire bene. Perché c'è molto spazio. Ok. Anche qui, ok. Ora invece qui questa dimensione è perfetta, anche qui puliamo bene. Ok, ora vediamo come è venuta l'immagine. Qua cerchiamo di fare un po' liscio. Ok, quindi ci saliamo sopra, Asher, PNG. Ok, vedete come è venuta. Da così l'immagine è divenuta così. Allora, guardate, cioè, una cosa incredibile. Ok, fatto questo ci vuole, ok,
sempre su Google ci viene ecco, sì, prendiamoci Pepusco, dopodiché salviamo per nome, qui, eccolo qua, sempre a Berlusconi, facciamo sempre lo stesso così prima, duplica livello, e poi qua elimina e ringrandiamo. Dobbiamo prenderli soltanto lui che fa le corna, quindi diciamo che è abbastanza facile. Ok, allora continuate. Ora questa parte però l'ho fatta abbastanza bene, quindi come si fa? Allora diminuite di molto, cercate di prendere la mano bene, non me lo fate bene. Ok, fatto. Dopodiché lo salvate con il nome Berry, anzi no, come lo salvate? Lo lasciamo. PNG, quindi Berry, ma non si sa Berry. Ora da questa immagine di lasciare in queste condizioni, prendiamo Berry, Photoshop e ci inseriamo dietro. Anzi, facciamo come così. Ci facciamo, sì, così. Allora, innanzitutto andiamo a immagine, vediamo quindi 2,59 per 1,94, 2,59 per 1,94, ecco. Forse era 1200, ecco. Ok, fatto, questo va bene. Ci prendiamo innanzitutto Berle e ce lo piazziamo qui, ingrandiamo così, in questo modo. Dopodiché ci prendiamo Ash, ce lo piazziamo qui. In questo modo, ecco. Dopodiché il fotomontaggio mi sembra ancora un po' piccolino, quindi su Google qui no, After Effects scrivi bambino, attivo immagini, vediamo quanto tempo rimane. Ok, il bambino mafioso. Questa immagine sono perfetta. Andiamo a Photoshop, anche in questo caso ci duplica il livello e si elimina lo sfondo.
ora riprendiamo sempre. Allora ora prendete e ne fate il contorno della testa. Sempre in questo modo. Ok, ora potete pulire benissimo. Fatto ciò, salvate l'immagine, sempre che ne giri sempre, vedi? E nel nostro famoso fotomontaggio, qui, ok, ho aperto After Effects, vabbè, chiuso, ci prendete l'immagine baby, ecco, no, però si nota abbastanza un piccolo particolare in questa immagine, si vede che il contorno è stato fatto male, già, infatti si vedono i pezzettini bianchi. No, non sono solo io che li vede. Ok, ora cancelliamo il bambino qui. No, in questa immagine Usher Berlusconi ci prendiamo il bambino, lo mettete dove? Ora vedrete. C'era il bambino qui. E voilà, ora salvate tutto. Anzi a testo, mentre lo carica ci mettete lo stile, no, questo stile, perché sta laggando. Ecco, allora ci prendete no, ecco qua, micro, come si chiama lui, qui è uno stile che ormai sto usando molto, dopodiché ci scrivete, vedo la faccia strana, cioè si vede, anzi no, con un colore che superi sia il bianco che il nero, sì, con l'azzurro possiamo fare celestino, però magari un po' più grande, dimensione sì, dai, 100 seccatissimo qua, 100 non va bene, 300. Con il contorno nero da 5, anzi no, da 7, no, da 9, da 10 è perfetto. Dopodiché fate tutto, passa qua con noi, mettete sotto formato PNG e lo chiamiamo wow. Dopodiché, mentre lo salva, tenendo conto abbastanza pesante, soprattutto su l'immagine che l'ha salvato, eccolo qui, wow. Dopodiché andiamo a passare a sfondo ed ecco qui il nostro sfondo. Cerco il cappello, Berlusconi che fa le corna e questo bambino che non c'entra, non è merita mazza. Bene, allora sì, volevo innanzitutto dirvi che devo cancellare queste immagini perché sono stupide. Sempre cestino, allora. E in più che la guida su questa guida c'è, sì, la guida
finisce qui. Ciao a tutti da Explosion Disc.